raccogliamo le idee, amici bellini. Nick, you didn't watch it, but yeah. Buongiorno. Buongiorno, è sempre importante sapere le lingue, la lingua. Una delle cose principali che dobbiamo dire è che il telecronista del Mallorca ufficiale, insomma quello che sono il loro canale YouTube, lo sa dire Kvaratskhelia. Lui lo sa, quindi si può dire. Nel frattempo segnaliamo, perché alcuni amici bellini mi hanno scritto, adesso vedo le notifiche, iscrivetevi al canale Telegram che non trovate in basso in descrizione ma che trovate sugli altri video, lasciate un like per Osimhen, ma mi comunicavano, quindi lo diciamo al Napoli, che lo streaming del Napoli di Facebook ha avuto parecchi problemi, si blocca fuori sincrono, alcuni si sono persi il rigore, quindi noi lasciamo il like per il rigore di Osimhen, che è importante, però Napoli se poi la metti a pagamento diventa poi più furiosa la protesta del tifoso, perché dici io pago, è come quando è mio con Paramount, io pago, me la devi dare perfetta, non esiste proprio. Di conseguenza, cosa abbiamo visto? Un poco così, che dato che siamo in viaggio, voi la vedete la città? It's a very good view also. So I hope they're gonna catch that. That's the city. Non benissimo, però quello che ho potuto capire dal primo tempo formazione tipo, con Meret, Di Lorenzo, Rachmani a destra e Kim a sinistra, quindi questa era una delle cose che volevamo vedere. E Kim, devo dire, con Mario Rui a completare la difesa, pare emicrania per Olivera, non sappiamo di più. Kim, devo dire, ordinato, preciso, ha tentato qualche anticipo tosto, passaggi semplici, rasoterra come li deve fare, mi è sembrato sul pezzo, mi è sembrato bello concentrato. A centrocampo abbiamo visto di nuovo questa doppia mezzala molto simile che io non lo so, io ci rifletterei tanto, poi non sappiamo se il mercato ce li lascia tutte e due, però un Lobotka dominante, veramente dominante, che quando prende palla e fa quei due passetti è velocissimo e si supera due avversari, c'ha questo scatto veramente importante. E Zielinski invece un po' in ombra, che ancora cerca questa posizione ibrida. Fabian non mi è sembrato proprio all'interno del vivo del gioco, quindi lì a centrocampo vedi, io leggo pure Giacomo che dice poca identità, poche idee. Sì, l'ho vista questa, sono d'accordo con Giacomo nel frattempo che mi state scrivendo. Poi nei commenti mi dite quello che io non dico, oppure non sono d'accordo, oppure sono d'accordissimo, perché primo tempo anche nervoso, questa poi è la cosa, Fourneau, l'arbitro che non è riuscito a tenere in mano un amichevole che doveva essere un amichevole e basta, invece tanto nervosismo, qualche fallo di troppo, causa anche del nostro Giorgiano che è imprendibile, questo dobbiamo dire ragazzi, poi è calcio d'agosto, tra poco sarà calcio d'agosto, calcio estivo, però c'ha lo spunto e lo devi abbattere, quindi su Kvara molto molto bene, e lo devi buttare a terra, devi fare fa. Sarà lui il distributore di cartellini gialli come lo era Lozano un paio di anni fa, Lozano anche così e così, lo stesso Osimhen così e così, però segnaliamo che si è andato a prendere quel pallone, è stato deciso sicuramente con Spalletti, con la squadra, e appena il rigore per colpo di mano di un difensore del Mallorca sul calcio di punizione, Osimhen va sul dischetto e tira un rigore ben tirato, perché non lo tira di potenza, allarga il piattone, non incrocia ma la mette nell'altro angolo alta, quindi nel set opposto col destro, mica male, un bel rigore, anche rischioso probabilmente, però lo voleva fare, lo ha fatto anche bene, lo segnaliamo come cosa positiva. Come cosa non proprio positiva al momento è che poi nel secondo tempo il Mallorca mi è sembrato molto molto più aggressivo, ci hanno un pochino messo sotto, molto più alti nel pressing, e abbiamo avuto un po' di difficoltà. C'è stata la girandola di sostituzioni, ovviamente abbiamo visto Juan Jesus e Ostigard in difesa,
abbiamo rivisto Anghissà a centrocampo con Elmas, in un primo momento è rimasto Kvara in campo, è entrato Politano, poi dopo è entrato addirittura Petagnone, è entrato un ass molto abulico, mamma mia com'è abulico un ass, mamma mia, no, qualcuno se lo prendesse. Poi abbiamo visto Dembélé, abbiamo visti un po' tutti, Zanoli, eccetera eccetera. Però nel secondo tempo loro arrivano al gol, cross dalla loro sinistra, quindi poca interdizione da parte di Politano e di Di Lorenzo, cross abbastanza pulito, primo colpo di testa non irresistibile, centralissimo, non fortissimo, Meret lo smanaccia, un po' di paura addosso. Meret, segnaliamo anche che era marcato da Mario Rui in quel momento, che stava indietreggiando troppo, e sulla ribattuta poi ci segnano. Poi succede poco altro che io ricordi, poca roba, ancora scaramucce, ancora qualche fornoio, poi il Napoli sicuramente avrà chiamato all'arbitro, magari non lo so se è stata una cosa buona o meno, ma fino all'ultimo, poi c'è stato nell'ultimissimo minuto addirittura un lancio preciso di Anghissà a scavalcare la difesa, Politano, bello il taglio dalla destra, il colpo, lo stop di petto solo davanti al portiere, altissimo. Vabbè. Comunque noi dobbiamo, cos'è, calcio d'agosto, non ci facciamo la testa, non ci esaltiamo né per i rumors di mercato, perché poi va a finire che ci rimaniamo male. Attenzione. I'm talking a lot. I'm so sorry. No, I like it. Okay, no, because I understand that it may be. It happens to me when. I'm gonna tell you later in privato. Che cosa? No, è perché poi i fatti miei non è che uno poi. Sì, perché Raspadori pare che abbia segnato oggi. All'epoca mi pare che quando si cominciò a parlare di Simeone pure aveva segnato. Simeone però si sente il Borussia. Allora io per questo ho detto Napoli fai presto, perché le idee di mercato sono ottime, non sono buone, sono ottime. Ed è un mercato di nomi che abbiamo fatto. Io ho fatto la storia su Instagram, spariamo i fuochi d'artificio. You gotta stay for the fireworks. Sticking around for the fireworks. Sticking around for, yeah, we're gonna, and we did. So, se arrivano quei giocatori, i fireworks, ok, ma ci dobbiamo muovere, perché poi le idee se le rubano, alcuni sono costretti a fare, e ci sta questa notizia del Borussia Dortmund su Simeone. Attenzione, su Kepa dobbiamo sempre capire la formula, quanto il Chelsea sia disposto a pagare l'ingaggio, perché il Napoli non è che può pagare l'ingaggio di Kepa, e questo lo sappiamo, quindi ci deve essere una mano lava l'altra. Su Raspadori questa roba della Juventus dobbiamo capire, può essere semplicemente una cosa per far salire il prezzo, però pure ha segnato oggi, se ne accorgono tutti che è un'ottima idea, sempre in sicurezza. E poi perché pedai ancora niente? Perché poi più minuti minutini di partite fa e peggio è sia lui che un altro. Però il mercato è così, dobbiamo aspettare. Su Zielinski ancora non siamo sicuri. È lui che ha tirato un calcio, perché noi ci interessa la situazione del calcio di punizione. A fine primo tempo ha tirato lui un calcio di punizione che non è andato lontanissimo dalla porta, però non l'ha inquadrata, si è visto praticamente solo per quello. Quindi noi dobbiamo risolvere queste cosucce qua. Spalletti lo sa bene. A me il 4-3-3 non mi sta facendo impazzire come idee, come sviluppo di gioco, come manovra. Non vedo né questo equilibrio incredibile che non prendiamo nessuna azione da gol, perché le prendiamo, né vedo idee fantasmagoriche sarriane né cloppiane, i famosi 4-3-3 belli, non ne vedo. Quindi Spalletti sicuramente ci ragionerà, ma dipenderà da chi arriva, perché se ti arriva un giocatore importante tu magari puoi anche ristrutturare un pochino la squadra intorno a lui. Al momento io ho questa convinzione, questa sensazione che se Zielinski effettivamente è destinato ad andare, o uno per lui, chi per lui, il centrocampo quello è Lobotka inamovibile, Anghissà credo per fisicità e per caratteristiche inamovibile, e poi là ce ne devi mettere uno. Ci può andare Fabio, ci può andare Zielinski, ci può andare Elmas, Demme, ma proprio se ti devi difendere da chissà quali attacchi così,
perché anche Dem in questo caso è considerato più difensivo, e questo è risolvere la questione della punta. Raspadori può essere l'unico acquisto, ne devi prendere due, perché Raspadori entra al posto di Mertens, abbiamo detto, se esce Petagna deve entrare un altro, deve uscire pure un ass, e ti tieni a Politano, vabbè, e ti tieni a Lozano, vabbè, poi ci organizzi. Da New York, siamo a New York, are we in New York? Yeah, we're in New York. In questo caso New York, Valerio Fluido è tutto, Nick Cabrera, the world famous World famous, baby. Nick Cabrera è tutto. Lasciate un like per Nick Cabrera.